Un percorso di 1,5 km in uno degli angoli più suggestivi dei Colli Asolani, un vero e proprio museo all'aperto dove i visitatori potranno ammirare ben 40 opere fra affreschi e sculture. Parte così sabato 7, la 20ª edizione di Arte e Natura. Questa è una festa unica perché c'è pittura, scultura, musica e poesia dall'alba al tramonto, e voglio dire che chi viene trova l'artista che lavora, trova come si crea l'opera d'arte, nel momento in cui arriva trova l'artista che lavora, questo è importante. Partenza dal borgo di Costalunga per arrivare fino a Bocca di Serra, passando per Costalces. Da non perdere durante questo percorso tante testimonianze d'arte e storia, come la bellissima chiesetta di San Martino del 1100, nel quale sono presenti un ricco apparato di affreschi decorativi di Marco Melle. Gli amanti della natura potranno percorrere invece alcuni sentieri suggestivi con scorci panoramici unici. Quest'anno anche una novità. Quest'anno abbiamo fatto un libro che raccoglie 200 foto di 20 anni di arte e natura, quindi quest'anno il sabato sera abbiamo la presentazione del libro nel posto magnifico The Music Country House, che è vicino a Castelces. Una villa davvero particolare. Il proprietario, che è un musicista, ha creato un parco con tutte opere in ferro battuto, ferro vecchio, riciclato, e in più un'opera di Benetta, che è un violino alto quasi 6 metri che suona all'alba. Appuntamento dunque per il 7 e l'8 settembre a Cavaso del Tomba fra cultura e natura, ma non mancherà anche uno stand gastronomico per assaggiare i piatti tipici.